Settima conclusiva corsa dall'Arcoveggio, la più affollata del pomeriggio con 13 partenti, poi c'è stato il ritiro di Ella Fitzgerald WWF, lo schieramento 1 Enjoy Key col 3 Kena Duhable, 4 Enjoy P, 5 Elgin Baylor, 6 Ercole Key, seconda linea 7 Elite, 8 Elo di WWF, 9 Extreme Dream Trio, 10 Epic Man, 11 Eiolo, 12 8 Wonder Treb, 13 Edin dei Daltri. Favori per Enjoy P in chiusura e per Ercole Key, macchina che stacca con la velocità iniziale di Kena Duhabel che si oppone a Ercole Key, parte veloce dalla seconda fila anche il numero 12 8 Wonder che però sbaglia, e intanto al comando c'è Kena Numero Duhabel 12 8 Wonder all'esterno. Treb squalificato. Va con decisione Ercole Key dopo 300 metri di gara, ingaggia a duello con Kena Duhabel al completamento dei 400, i due in vantaggio, si accoda in seconda posizione Ercole Key, riesce a sistemarsi in schiena davanti a Extreme Dream Trio. Tanto 600 metri che se ne sono andati in 45,5, andatura sostenuta, con Kena Duhabel che continua a guidare nei confronti di Ercole Key, quindi Extreme Dream Trio, ancora Enjoy Key, all'esterno tenta di avanzare Enjoy P, poi in terza ruota anche Iolo che però retrocede, tanto cavalli che completano il chilometro sempre condotti da Kena Duhabel in 1.16,3, seconda posizione per Ercole Key, poi Extreme Dream Trio, cavalli a poco più di 400 dalla conclusione, con sempre leader Kena Duhabel, accenna a spostare al largo intanto Ercole Key anticipando Enjoy P, ma allunga nuovamente Kena Duhabel. Ercole Key in seconda posizione, poi Extreme Dream Trio, retta d'arrivo con Kena Duhabel in 10 vantaggio. Epic Man squalificato. Duhabel in vantaggio, attaccato nuovamente da Ercole Key, finale con Kena Duhabel e Ercole Key alle prese sul traguardo, sulla stessa linea praticamente i due, con al terzo Enjoy P. Da rivedere questo arrivo serrato che vede Kena Duhabel alla corda, all'esterno Ercole Key che sul palo mette qualcosa davanti probabilmente all'avversaria, ma ci sarà foto sicuramente abbastanza stretta. L'impressione è che il numero 6 di Ercole Key riesca a prevalere di misura. Diamo ora dal fermo immagine che ci viene mostrato prontamente dalla regia, dovrebbe essere il numero 6 quindi ad aver piegato sul traguardo Kena Duhabel, mentre al terzo posto finisce Enjoy P. Giornata bolognese che si chiude quindi con una vittoria per Ercole Key, in sediolo Andrea Farolfi per conto di Giorgio Fantini, della signora Tiziana Nicolai.